Dall'aggressione ad una troupe di Striscia la Notizia in stazione a Padova a fine gennaio alla tentata rapina la scorsa estate a Jesolo da alcuni coetanei aggrediti con lo spray al peperoncino per una collanina d'oro, mentre lo scorso agosto a Padova i due minori hanno rapinato di 15 euro della sigaretta elettronica uno studente. Sono solo alcuni degli episodi più eclatanti della lunga sfilza di violenze messe a segno da due minorenni arrestati dalla squadra mobile di Padova, un 17enne padovano e un 16enne trevigiano, entrambi di origini tunisine, agivano per il gusto di essere violenti e umiliare le loro vittime. Il dato che ci obbliga a far riflettere è che qua la violenza era fine a se stessa, cioè questa attitudine che viene anche richiamata nell'ordinanza di custodia cautelare ad un'aggressività violenta, è proprio questo il punto, cioè la violenza diventa non strumento, mezzo per commettere il reato appropriativo, ma diventa quasi un qualcosa per provare un appagamento personale, quindi trovare una sorta di autoafformazione, quasi a voler colmare un vuoto interiore di questi ragazzi. È proprio questo il punto. L'aspetto della violenza è sottolineato nell'ordinanza della Procura dei minori che ha disposto la misura cautelare in carcere. I due giravano sempre armati di coltellino e spray urticante al peperoncino. Il 17enne padovano, per esempio, aveva una ventina di denunce per lesioni, rapina e spaccio di droga e un arresto nel 2023 quando ad una festa di piazza d'Albignasego aveva minacciato e derubato del borsello un coetaneo. Anche il 16enne trevigiano aveva un curriculum criminale non da poco, protagonista di almeno 10 rapine a coetanei avvenute in centro a Padova. A gennaio aveva aggredito un venditore di bibite in Prato della Valle. Nel 2023 aveva stretto al collo un coetaneo e preso a schiaffi una ragazza intervenuta per difenderlo. Qua si impone una riflessione perché questi ragazzi sono il risultato e l'espressione di ciò che probabilmente nelle famiglie andava fatto e non è stato fatto. Quindi occorre quantomeno stare attenti, essere pronti a cogliere quei primi segnali, intercettarli, no? Quei primi segnali di devianza giovanile in maniera tale da intervenire, interrompere questo ciclo assurdo, gratuito della violenza nell'interesse dello stesso ragazzo, cercando di dare nuove chance perché possa proseguire, ripeto, nel suo percorso di vita, perché il conto poi prima o dopo arriva.